Genova riparte dal Salone Nautico, 948 espositori, di cui 62 nuovi, più 7,2% rispetto all'anno scorso. Allo studio la viabilità alternativa, secondo Ucina, sarà una manifestazione di altissimo livello. Attività scolastica al via, tra conferme e incertezze anche nel Tigullio. Calano gli iscritti, resta il problema delle nomine dei supplenti e degli insegnanti di sostegno. Partiti i lavori di pulizia e ripristino delle condotte sotterranee di via Entella a Chiavari, zona facilmente soggetta agli allagamenti. Necessario nei prossimi giorni spostare un tubo dell'acquedotto. È entrato nel vivo il pellegrinaggio diocesano a Lourdes. Sui passi di Bernadette è già scomparsa la stanchezza del viaggio. Il vescovo ha celebrato messa davanti alla grotta di Massabiel. Celebrato a Bargone il bicentenario della nascita di Agostino Roscelli. Il santo, ha spiegato Monsignor Tanasini, è esempio di semplicità umile e carità evangelica. In festa le suore immacolatine. Buongiorno a tutti, bentornati al TG13. Genova dunque che vuole ripartire dal Salone Nautico edizione numero 58 in programma dal 20 al 25 settembre. A detta degli organizzatori sarà una manifestazione di rilancio del settore ma anche del capoluogo ligure colpito dalla tragedia del Ponte Morandi. Tuttavia, ha spiegato il sindaco Bucci, la città non è stata piegata dal disastro. Il primo servizio. Genova non è un'isola, è il messaggio emerso alla presentazione del 58esimo Salone Nautico. C'è un legame stretto tra la manifestazione e la città che, nella visione degli organizzatori, sarà capace di dimostrare la vitalità di Genova, smentendo le voci di una superba in ginocchio. Il sindaco spiega che la città si è ripresa e che il turismo non si è mai fermato. I provvedimenti di viabilità alternativa stanno rispondendo bene, prosegue, e in occasione del Salone forse si riuscirà ad aprire la strada interna all'Ilva. Il Salone Nautico deve essere invece un'opportunità per far vedere che la città è sempre viva, è sempre forte, è sempre grande e lo sarà ancora di più. Faremo il Genova in Blu, che è un'altra serie di eventi del cosiddetto dopo Salone che consentirà alle persone, ai cittadini e ai visitatori di vedere non soltanto il Salone ma di vedere anche Genova. Il Salone Nautico si presenta come un'edizione del rilancio per tutto l'indotto. 948 gli espositori, più 7,2% di crescita rispetto al 2017. I nuovi sono 62, di cui il 58% dall'estero. Dopo le prime preoccupazioni legate al crollo del Ponte Morandi, i vertici di Ucina ritengono superate le principali criticità. Da parte nostra, per la prima volta nella storia del Salone, abbiamo istituito un presidio 24 ore su 24, per cui durante tutte le ore notturne continuano ad arrivare camion, materiali, allestitori che cominciano a lavorare, per cui c'è una grande cooperazione intorno a noi. Gli organizzatori del Salone Nautico invitano a venire a Genova in treno. È stato triplicato il numero dei convogli diretti verso il capoluogo ligure. Il Comune si occuperà di mostrare in tutti i modi i tratti della viabilità alternativa. Nessun timore dunque, e la prima risposta è arrivata dalle aziende del settore. Nessuna di loro ha fatto un passo indietro. Ricorrono le condizioni perché sia addirittura più interessante dello scorso anno. Il mercato è più importante ancora dello scorso anno. C'è da dire che chi pensava di venire a visitare il Salone oggi pensa magari di venire ancora di più convinto per visitare Genova. Coinvolto anche il nostro territorio al Salone Nautico con le leghe navali locali, i comuni di Camogli, di Recco, le associazioni locali e poi il Palio Remiero del Tigullio che allestirà anche una mostra fotografica storica a Palazzo Tursi. Ora andiamo sul sito dell'ANSA della Liguria. Questa mattina c'è stata una seduta congiunta del Consiglio regionale e comunale proprio sulla situazione legata al crollo del Ponte Morandi. Una seduta che è iniziata con un minuto di silenzio. L'obiettivo è quello di votare all'unanimità un ordine del giorno che indichi le priorità di intervento al governo. Prima dell'inizio un gruppo di sfollati dagli spalti ha alzato cartelli con scritto "Nessuna demolizione senza per noi una soluzione, vogliamo risposte". Il sindaco Bucci ha chiesto una burocrazia snella per poter fare gli interventi e ha promesso che farà di tutto per far tornare nelle case per alcune ore gli sfollati per prendere le loro cose. Il governatore Toti ha auspicato il superamento del codice degli appalti e una legge per Genova per intervenire velocemente. Gli sfollati, lo ricorda l'articolo, sono 556 divisi in 225 nuclei familiari. Le imprese limitate dalla zona rossa sono oltre 1200. Queste le priorità per Toti, ma gli sfollati non ci stanno, hanno gridato rispetto, rispetto. Veniamo prima noi delle imprese e della viabilità, prima la casa. Dopodiché il sindaco ha riportato la calma.
Veniamo sul nostro territorio. Si è rimessa in moto in questi giorni la macchina della scuola. Anche nel Tigullio i diversi istituti hanno avviato l'attività per prepararsi al suono della prima campanella fissato per lunedì 17 settembre. Continua il calo generalizzato del numero degli alunni e permangono i ritardi per la nomina degli insegnanti supplenti e di sostegno. Sul fronte degli obblighi vaccinali ad oggi restano in vigore le disposizioni della legge Lorenzin che le scuole dovranno rispettare. Facciamo il punto con Andrea Capitani. C'è tanto entusiasmo, tanta fervore, gli insegnanti si sono riposati, i dirigenti anche, e quindi ecco, la macchina da ieri, con le prime riunioni dei collegi docenti, si sta rimettendo in moto. Si è rimessa in moto anche nel Tigullio la macchina della scuola. Archiviato il periodo estivo e per gli istituti superiori gli esami di riparazione di fine agosto, il corpo docenti è già in ruolo. In questi giorni ha iniziato il percorso di preparazione per l'avvio delle lezioni fissato quest'anno in Liguria il 17 settembre. Una scuola che deve fare i conti con un calo degli iscritti, conseguenza diretta di un sensibile calo demografico destinato ad accentuarsi anche nel futuro, e che deve fare fronte, alla luce dei sempre frequenti trasferimenti, alla copertura degli incarichi con i supplenti, gli insegnanti di sostegno e i collaboratori scolastici. Mancano insegnanti di sostegno, seppur in parte non totale, mancano i collaboratori scolastici, le segreterie anche, quindi io non vedo una grossa variazione. Quando si andrà a regime? A regime si va sicuramente, penso, prima dell'inizio dell'anno scolastico. Altre sostanziali novità rispetto alla scorsa stagione non ce ne sono, anche dal punto di vista della normativa legata ai vaccini. Nonostante le intenzioni espresse dal nuovo governo, ad oggi resta in vigore la legge Lorenzin, che prevede l'obbligo di essere in regola con le vaccinazioni per poter frequentare asili e scuole. A mio avviso c'è una grande confusione in merito alle famiglie, diciamo, di stare tranquille della scuola dell'infanzia e di seguire gli aggiornamenti che vedranno eventualmente sui vari siti delle scuole. Dagli studi che fanno anche i nostri esperti vale la legislazione precedente, cioè che per entrare alla scuola dell'infanzia bisogna essere tutti vaccinati. Le circolari non hanno valore di legge e quindi se non arrivano delle novità noi ci comporteremo così, sapendo che la situazione dei vaccinati varia tra il 95 e il 100% degli iscritti. Sarà la regola di San Benedetto: ascolta, figlio mio, gli insegnamenti del maestro e apri docilmente il tuo cuore. E farà da filo conduttore al corso di formazione per insegnanti di religione proposto per l'anno scolastico 2018-2019 dall'ufficio scuola della diocesi. Il cammino sarà di 20 ore e intende approfondire il tema dell'educazione con uno sguardo rivolto alla crescita della cultura del dialogo, al fine di valorizzare la competenza umana e professionale dei docenti in servizio nelle scuole. Il primo dei 9 incontri in programma sarà venerdì 14 settembre alle ore 17 con la relazione di Agnese Varsalona, che affronterà il tema Dire Dio oggi all'interno delle sfide e delle sensibilità dell'uomo contemporaneo. Sede del corso sarà il Salone di Casa Marchesani a Chiavari. Cambiamo tema. Hanno preso il via a Chiavari i lavori di manutenzione, pulizia e messa in sicurezza delle condotte sotterranee di via Entella, nel tratto compreso tra via Magenta e Corso Lavagna. Sino al termine dei lavori è previsto il senso unico di marcia con direzione mare-monte ed è vietata la sosta a tutte le categorie di veicoli. A una prima ispezione le condotte, oggetto dell'intervento, risultano occluse per oltre il 50% della loro portata. Siamo andati a vedere. Hanno preso il via nel tratto iniziale di via Entella a Chiavari i lavori di pulizia e ripristino dei condotti delle acque piovane, una zona particolarmente critica, quella all'incrocio tra via Piacenza e Corso Lavagna, soggetta a frequenti allagamenti anche in caso di piogge non particolarmente abbondanti. L'ultimo episodio in ordine di tempo è il 12 luglio scorso. Qui viene giù un canale da monte e lì il problema è che abbiamo già riscontrato che c'è un attraversamento di un sottoservizio di un tubo dell'acquedotto che impedisce il deflusso importante di questo canale e di conseguenza c'è la fuoriuscita di acqua. Si comincia a liberare bene per capire bene la situazione, anche se abbiamo già fatto le video ispezioni e abbiamo tutto sotto controllo, ma ci sarà in sostanza poi anche la chiusura dell'acqua e la modifica di questo tubo dell'acquedotto per un deposito di 50 cm di materiale, quindi quando viene giù parecchia acqua abbiamo dei problemi non da poco per questa fuoriuscita, oltre più che è un punto molto basso e critico.
Per permettere l'esecuzione dei lavori resterà in vigore il senso unico a salire, con l'obbligo di svolta in Corso Lavagna per chi proviene da via Piacenza. Una volta ultimata la pulizia delle condotte sotterranee, difficile al momento stabilire con esattezza i tempi, l'intervento riprenderà più a monte nella zona dell'incrocio tra via Piacenza e via Bado Gianotto. Altra zona nella quale proseguono gli interventi di pulizia della rete delle acque sotterranee è quella del quartiere di Rupinaro. Abbiamo due punti critici che lì ci bisogna rompere sicuramente, allora sull'angolo di via Rupinaro e sull'angolo di Corso Millo, perché lì abbiamo dei passaggi di tubazione che abbiamo già visto con le video ispezioni, sono da modificare perché impediscono il flusso dell'acqua regolare. Dalla metà di settembre infine partirà un altro intervento nella zona dell'uscita del casello autostradale di Chiavari. In via Fiume, sul lato ponente, dall'incrocio tra via Descalzi e Corso Genova, verranno rifatte tutte le caditoie per un tratto di oltre un centinaio di metri. Bisogna fare partire da Salita Descalzi, andare verso mare fino a innestarsi nel canale primario di Corso Genova che scarica nel Rupinaro, in modo da poter levare l'acqua e creare meno problemi sia alle attività commerciali che a tutti i box che sono sotto. Riprende a Rapallo il cantiere per i lavori di ripristino del muro della ferrovia di via Bolzano nel tratto compreso tra via Emiliani e Corso Mameli. Da lunedì 10 settembre e sino al 30 di novembre nell'area resterà in vigore il divieto di transito pedonale con un percorso alternativo all'interno di Parco De Martino. Sarà attivo un senso unico alternato regolato con un semaforo nel tratto tra il Civico 28 e il parco stesso per la realizzazione all'altezza del Civico 6 di via Emiliani di corsie di direzione obbligatoria a sinistra e a destra per i veicoli che si attestano allo stop già esistente con la via, con l'installazione anche in questo caso di un semaforo di cantiere per la sola corsia di direzione a destra verso via Mameli. E ora siamo all'informazione religiosa. Oggi seconda giornata del pellegrinaggio diocesano a Lourdes. Il vescovo si è unito ai fedeli ieri in tarda serata e questa mattina ha celebrato la messa per tutti gli italiani. Nel pomeriggio invece presiederà la funzione dedicata alla diocesi di Chiavari. Facciamo il punto nel servizio. L'alba su Lourdes fa dimenticare presto la stanchezza del viaggio, ricarica di energia, rimette in moto il cuore e la mente. A raccontarlo i pellegrini della diocesi di Chiavari, con oggi sono arrivati tutti, 120 in totale, 80 giunti ieri in treno, 32 quelli che questa mattina si sono uniti con il pullman, più alcuni partecipanti in macchina dell'Ordine dei Cavalieri di Malta. Stamani sul presto c'è chi ha voluto pregare lungo la Via Crucis, momenti di silenzio e di riflessione per entrare fin da subito nel vivo del pellegrinaggio. L'emozione innanzitutto di vedere tantissime persone che in silenzio, soprattutto ammalati, accompagnati da tantissimi volontari che sono magnifici perché si prestano proprio con passione e volontariato proprio. Solo vivendola si può capire, perché descriverla sembrano parole come tante, però effettivamente è anche solo l'atmosfera che si respira, soprattutto alla grotta ovviamente, perché ti fa tornare, devi tornare. Nel pomeriggio di lunedì, Monsignor Gero Marino, vescovo di Savona Noli, ha celebrato la messa di apertura del pellegrinaggio ligure nella chiesa di Bernadette. Poco prima, i giovani del Servizio Civile Internazionale hanno portato in scena una pièce dedicata alla frase di Maria alle nozze di Cana: qualsiasi cosa vi dica, fatela. Il telo celeste è l'acqua e il telo rosso è il vino. Come state vivendo questa esperienza di servizio civile in questo luogo di pellegrinaggio? Beh, è una bella esperienza, sì, ci stiamo divertendo, stiamo lavorando e prestiamo servizio a chi ha bisogno, molto volentieri anche. Il vescovo è arrivato ieri in tarda serata e si è unito subito ai pellegrini della diocesi. Questa mattina Monsignor Tanasini ha celebrato messa davanti alla grotta di Massabielle per tutti gli italiani. Oggi pomeriggio invece la celebrazione è dedicata ai fedeli della chiesa chiavarese nella cappella San Joseph. In serata infine la processione au flambeau all'Esplanade. Veniamo in diocesi. Casarza Ligure ha celebrato il bicentenario della nascita del santo Agostino Roscelli. Nato a Bargone nel 1818 e morto a Genova nel 1902, fondò l'Istituto delle Suore dell'Immacolata Concezione nel 1976. Le religiose, oggi presenti in tutto il mondo, si sono ritrovate a Bargone per la festa. Domenica il vescovo diocesano ha celebrato la messa nella chiesa di San Martino di Bargone. Vediamo il servizio. Semplicità umile e carità evangelica sono i tratti di Agostino Roscelli ricordati dal vescovo per il bicentenario della nascita del santo. A Bargone, ha sottolineato durante la messa, ha imparato a crescere in famiglia, ha assaporato la fede e il contatto con la natura lo ha plasmato ai valori della tenerezza e della sensibilità. Un esempio per tutti ancora oggi. È invito per noi
Per noi che siamo così complicati, così capaci spesso di involuzioni interiori, nei rapporti, ecco, godere il fatto di poter essere semplici e umili. Oggi le suore immacolatine sono in tutto il mondo. Domenica a Bargone hanno festeggiato i giubilei di professione, 2 25esimi, 3 50esimi. Una consorella che vive nella casa madre di Genova ha compiuto 80 anni di vita religiosa. Qui con noi ci sono suore argentine, canadesi, cilene, della Romania, polacche e anche del Libano. Ecco, queste sorelle che pensano e che vedono Bargone, per loro è qualcosa di eccezionale. Visitando le loro case hanno ricreato una specie di Bargone, disegnandolo con la plastilina. Ora venendo qui e vedendo il Trigino, vedendo il campanile della chiesa di Bargone, la casa del fondatore, respirando quest'aria, gli sembra di essere in un sogno straordinario. Nell'ultimo anno di celebrazioni per il bicentenario si sono avute conversioni e anche un miracolo, una guarigione inaspettata avvenuta in Argentina. Tutto questo è stato raccontato domenica a Bargone, piccolo paesino ma centro del mondo, dove ancora si respira il carisma di Roscelli. Era un sacerdote, interamente sacerdote, senza delle esibizioni particolari, che diciamo ha vissuto una vita semplice, però ha contatto con delle realtà talvolta complicate. Il vescovo infine ha benedetto una targa, poi collocata nella camera dove nacque il santo. Le interviste saranno trasmesse questa sera nella rubrica Si può dare di più, in onda come sempre a partire dalle 21:10 sul canale 15 di Telepace. Sarà proposta una sintesi anche venerdì sera in Noi Chiesa. La parrocchia di Missano a Castiglione Chiavarese si prepara alla festa di Nostra Signora della Misericordia al Santuario del Conio. Domani inizia il Triduo, mercoledì, giovedì e venerdì la messa alle 20:30, sabato 8 settembre messa solenne alle 10:30, al pomeriggio i vespri e la processione con inizio alle 16:30. Ora la rassegna stampa con i titoli dei quotidiani in edicola quest'oggi e poi ci ritroviamo con gli ultimi aggiornamenti. Vulcano Libia, così titola Avvenire. Il premier Sarraj sotto assedio, ribelli verso Tripoli, l'Italia non invia soldati e Salvini accusa Macron. Sempre più confusa la situazione nel paese, rimane operativa ma con personale ridotto la nostra ambasciata e l'ENI dice l'attività rimane regolare. A rischio tanti migranti, le ONG sono in fuga, lo scenario per questi ultimi fatti appunto a Tripoli. Trattare subito Roma e Parigi agiscano unite, l'intervento a difesa anche dell'unità di azione europea. L'omelia di Papa Francesco al Santa Marta, il Papa silenzio e preghiera dinanzi a chi cerca lo scandalo, Padre Lombardi smentisce Viganò. Scontro sul deficit dello spread, ora frena per i conti pubblici. E andiamo all'interno di Avvenire, parliamo della tragedia del Ponte Morandi, nessuno ci segnalò l'urgenza di intervenire, autostrade al MIT, la relazione del Politecnico. Per la prima volta tecnici della concessionaria hanno effettuato un sopralluogo sui resti del Ponte Morandi, intanto il governo pensa a una norma ad hoc per sveltire le pratiche di ricostruzione. In procura gli atti delle 145 parti offese, ora si aggiungono i quasi 600 sfollati. E anche sul secolo XIX si parla del Ponte Morandi, la lista della finanza, ecco i 25 nomi di chi sapeva dei problemi del ponte, i top manager di autostrade tra questi nomi. Allarme imprese, il governo tra una settimana la via per le misure speciali. Parliamo di un'altra grande istituzione ligure, cioè la Carige, Modiano, ma la Calza investirà ancora sulla banca, il candidato presidente del primo azionista. L'Ilva, gli industriali, patto con Mittal o scioperiamo insieme agli operai, pressing sul ministro Di Maio. Varoufakis su Roma, le agenzie di rating hanno ragione, parla l'economista greco. E intanto a Genova si effettuano gli ultimi test della pistola elettrica agli agenti di polizia. Recco si prepara per la sagra del fuoco, zona mare blindata, arriverà anche il ministro Salvini. Picchiano 3 studenti al Carnevale d'Agosto di Chiavari, denunciati 3 bulli. E veniamo nelle pagine del Levante, 2 milioni dalla tassa di soggiorno, i comuni decidono come impiegarli. Santa Margherita in cima alla classifica con 700.000 euro, poi Rapallo 500.000, Sestri 230.000 e Camogli 220.000. Ma ci sono anche le brutte notizie. Riviera, calo diffuso intorno al 10% e appunto secondo gli albergatori su questo calo hanno inciso il Ponte Morandi e le vacanze all'estero. Federalberghi, il primo bilancio della stagione non è positivo, Verdin tra le località costiere si è salvata soltanto Chiavari.
Cronaca: per quasi un anno ha molestato e minacciato l'ex fidanzata, e così un 26enne di Rapallo è stato arrestato dai carabinieri. Il giovane, che ha precedenti, ha perseguitato la donna da agosto dello scorso anno sino a giugno 2018. La reiterazione delle sue molestie aveva generato nel tempo paura e ansia nella vittima, al punto da costringerla a radicali cambiamenti nel comportamento e nelle abitudini di vita. L'arresto è stato deciso dalla Procura per i reati di lesioni personali e atti persecutori. Ora andiamo in redazione per le ultime novità. È pronta Francesca Caporello. A te, Francesca. Sì, grazie Maurizio, buongiorno a tutti. Da oggi cessa lo stato di grave pericolosità per gli incendi su tutto il territorio regionale. La decisione è stata presa dalla Regione sulla base di indicazioni giunte dai Vigili del Fuoco. Le attuali condizioni meteorologiche, la secchezza di terreno e vegetazione non sono più idonee a favorire l'insorgere dei roghi boschivi. Da oggi dunque si può riprendere la normale attività di abbruciamento, per esempio di sterpaie, nel rispetto però dei regolamenti comunali. E dalla redazione è tutto, ripasso la linea allo studio. Bene, grazie. Si conclude il nostro telegiornale. L'appuntamento con l'informazione questa sera alle 19:15 con Tiguglio Oggi. Grazie per averci seguito, buon proseguimento di giornata, arrivederci.